stagione che diciamo di soddisfazioni se ne ha date poche, questo sì, mi sembra giusto diciamo dimensionarla in questa maniera. Un derby, quindi come tutti i derby ha un sapore speciale e quindi ci teniamo particolarmente a fare bene. Sì, ti sei informato una sosta di spinale, Io sono allora, parlo in maniera molto franca, si può fare per tattica, sono un po' preoccupato dell'aspetto delle soste, nel senso che avevamo un po' il ritmo, quindi quello che magari abbiamo perso un po' così in continuità dobbiamo recuperare a livello di energie mentali. Però se ti dico che sono contento della sosta quando è arrivata ti direi una falsità, nel senso che eravamo anche in un momento di progressione, di miglioramenti e per una squadra come la nostra che comunque ha fatto molta fatica a trovare degli equilibri, il fatto di fermarci credo sia un vantaggio. Sì, per loro è un po' come un'ultima spiaggia per credere ancora alla salvezza. Speri che la tensione gli giochi un brutto scherzo anche a loro, oppure ti guardi solo in casa tua e... No, ma io penso che la pressione sia un vantaggio, ti dico la verità, nella maggior parte dei casi, perché alza il livello di attenzione delle squadre ed è una delle difficoltà fra virgolette che abbiamo noi con la nostra situazione. Tenere alta la tensione è difficile, perché se alla fine la pressione di una partita degli effetti negativi lo si scopre dopo, però secondo me le motivazioni sono importanti molto in questo sport. Il fatto di giocarsi un'opportunità importante è più un vantaggio che uno svantaggio.